con Simone Pinotti del Funus, stemperiamo un pochino questo clima, era una vittoria da prendere, siete riusciti a farlo anche soffrendo, però è questo l'importante forse. Questa è la cosa più importante, perché hanno dimostrato a 10 minuti del secondo tempo, quando ci hanno espulso un uomo, 7 contro 8, difendere il 2-0, hanno dimostrato di essere una squadra stasera. E quindi faccio i complimenti a tutti, dal primo all'ultimo. Presidente, era una vittoria importante, scusami, allenatore, era ovviamente una vittoria importante. Come si prepara un match del genere? Vi avevamo anche intervistato, sapevamo che questa poteva essere un po' una crocevia per la stagione. Ma sono quei match dove fondamentalmente te devi giocare a tutto, devi giocare, è inutile che provi a difenderti o cose del genere, anche perché come hai detto te è un crocevia, quindi il pareggio non serviva a nessuno, forse un pochino di più a noi, però voglio dire, per stare vicini alla Pisana e fargli capire che noi ci siamo, dovevamo 3 punti e li abbiamo trovati. Allora, hai citato la Pisana, l'ultima domanda è molto importante a questo punto la prossima di partita, perché questo era un appuntamento importante, però forse facile da preparare perché comunque match seconda contro terza, però bisogna vincere praticamente sempre per riuscire a stare a contatto con la Pisana per il discorso ovviamente degli 8 punti. Certo, sicuramente come dici te bisogna stare attenti a tutti, non abbiamo mai sottovalutato nessuno e penso che le prime 5 di ritorno lo dimostrano col fatto che abbiamo fatto 5 partite, 5 vittorie. Incontriamo l'ultima come se incontrassimo la prima, per noi devono essere tutte finali, io ho detto questo dalla prima di ritorno, loro lo stanno facendo e spero lo facciano fino all'ultima di campionato per onorare fino alla fine e poi che vinca il migliore. Grazie al mister Simone Pinotti.